nell'ultimo quinquennio in particolar modo sono di fatto dimezzate le disponibilità delle entrate a libera destinazione, blindando di fatto per il 99% quelle che sono poi le linee guida del bilancio regionale di per sé, lasciando ben poco spazio a quella che è la linea di programmazione. È altrettanto vero che in questi anni si è fatto un lavoro importante di razionalizzazione della spesa, stiamo lavorando per un bilancio di previsione che tenga conto appunto degli aspetti importanti, in primis quello del sociale, del lavoro, le tematiche dell'impresa, capendo e rispettando quelle che sono appunto i limiti e le strettezze di bilancio che ci sono imposte dal governo romano. Come diceva il Presidente Zaia, non è il momento di innalzare la pressione fiscale e tributaria, quindi imporre nuove tasse ai veneti. Continuiamo in questo lavoro, certo è che il governo deve anche dirci cosa vuole fare delle regioni nei prossimi anni, perché se poi l'andamento e l'andazzo fosse questo, non so per quanto ancora la tenuta del bilancio regionale sia in grado di far quadrare i propri conti. È un quadro complessivo economico con segni negativi, dove peraltro il Veneto mostra dei più, sia in crescita di prodotto interno lordo e soprattutto un dato che mi ha colpito, la crescita degli investimenti, perché investimenti vuol dire futuro. Quindi è un quadro dove la regione può e deve fare la sua parte, soprattutto mettendo a disposizione del sistema economico strumenti per l'innovazione e la ricerca e anche semplificare le sue procedure burocratiche che spesso sono un ostacolo alla piena espressione di queste potenzialità economiche. È un documento, devo dire, molto solido, che ha anche un insieme di indicatori che ci interessano perché spesso si resta alle enunciazioni di principio. Mettere degli indicatori vuol dire poter misurare e verificare se poi le scelte che facciamo sono scelte che producono i risultati.